camion, tragico schianto stamani in A4 all'altezza di Villesse, morti 2 operai residenti nel Trevigiano, autostrada chiusa, traffico in tilt per tutta la mattinata. Con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno rapine e furti in tutta Europa, blitz dei carabinieri di Venezia, 40 indagati e 10 misure di custodia cautelare eseguite in tutta Europa. Pipì sui monumenti, atti vandalici, raid tra Piazza dei Signori e Via Dante nel cuore di Padova, identificati dalla polizia, denunciati 7 adolescenti. Sotterato in un bosco nel Coneglianese il bottino della banda dei Predoni, accusata di 66 furti, chili d'oro, una pistola e munizioni recuperati dalla polizia. Torna a colpire la banda dei Bancomat, esplosione nel cuore della notte a Monselice, deflagrato un altro sportello, ingente il bottino e danni alla struttura. TBC nella scuola di Motta di Divenza, altri 9 casi positivi, 3 adulti e 6 bambini infettati dalla maestra dalla quale è partito il contagio, i risultati degli ultimi test. Sciopero di 24 ore con un'altissima adesione oggi nei porti di Venezia e Chioggia, tra i motivi della protesta la parziale privatizzazione del settore e il mancato rinnovo del contratto. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la cronaca, tragico schianto questa mattina in A4 all'altezza di Villesse, in Friuli Venezia Giulia, un'auto è finita sotto un camion, morti 2 operai residenti nel Trevigiano. Sentiamo. Siamo sulla A4 in direzione di Trieste, dove purtroppo più o meno, anzi in questo punto, una macchina, un'automobile si è andata a scontrare con un camion che sostava su questa piazzola. Ecco ciò che rimane della Fiat Bravo schiantatasi stamattina intorno alle 7 nel tratto autostradale tra Villesse e di Puglia in direzione Trieste. I vigili del fuoco intenti a recuperare i corpi nella speranza anche pallida di un miracolo, ma niente da fare. La macchina ha spento la sua corsa con la parte anteriore quasi tagliata a metà dal paraurti del tir, il tettuccio schiacciato dalla massa del camion, le vite dei 2 operai stroncate nello schianto. I 2 risiedevano nel Trevigiano, un marocchino di 34 anni, residente a Giavera del Montello, e un albanese di 28 anni di Conegliano. Si stavano recando al lavoro presso un cantiere tra Monfalcone e Trieste, quando forse per distrazione o per un colpo di sonno non sono riusciti a evitare il camion fermo sulla piazzola di sosta, andando a finire direttamente sotto le lamiere. Nulla da fare nonostante l'intervento di vigili del fuoco, polizia stradale, 118, autoambulanza, personale delle autovie venete ed Eri Soccorso. Lo scontro ha naturalmente generato diversi chilometri di coda, smaltiti però in tempi brevi, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste. Ciò ha dunque determinato la momentanea chiusura all'ingresso di Villesse verso Trieste, disagi al traffico anche tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, sempre in direzione Trieste. Con la tecnica dell'abbraccio mettevano a segno rapine e furti in tutta Europa, blitz dei carabinieri di Venezia. Sentiamo. 10 arresti, 42 indagati complessivi, 1.600 auto sequestrate per un valore di 13 milioni di euro. È il bilancio della maxi operazione denominata Abbraccio per la tecnica utilizzata dai criminali, eseguita dai carabinieri di Venezia tra l'Italia e altri 9 paesi dell'Unione Europea. Come se avessero brevettato un sistema di delinquere, nei modus operandi molto sempre comune, andavano sempre più o meno a dormire nei bed and breakfast, agriturismo, cercando di non dare tutti i documenti, si muovevano in gruppo in 3-4 macchine, poi c'è chi andava ovviamente a individuare le vittime e poi chi faceva il colpo successivamente, prevalentemente donne con questa tecnica, no, dell'abbraccio. Le auto erano intestate a 6 prestanome di nazionalità rumena e venivano utilizzate per compiere furti e altre attività illecite in Europa. Vittime le persone più fragili. Le fasce deboli, le persone più anziane, le persone che addirittura avevano in qualche caso anche difficoltà nel deambulare, che quindi avevano difficoltà poi anche a reagire ai loro inizialmente
tentativi di furti, ma poi in molti casi addirittura si sono rivelate delle rapine perché hanno usato della forza per portargli via orologi e preziosi di qualsiasi genere. Il blitz è scattato anche in Romania, Spagna, Germania, Francia, Bulgaria, Austria, Svizzera, Ungheria e Polonia col supporto dell'Europol. L'indagine è partita nel 2017 dai carabinieri di Stra e poi sviluppata dal nucleo investigativo. I criminali appartengono a un gruppo di etnia rom suddiviso in clan familiari, uomini e donne tra i 18 e i 30 anni. I 10 arrestati fanno parte dei 42 indagati, a loro volta tutti inseriti in un gruppo di 66 persone indagate in Romania per riciclaggio, quale provento di furti e rapine commessi in vari paesi europei. Accertata la responsabilità in 102 episodi commessi nelle regioni del centro-nord Italia e in Spagna. La maggior parte dei colpi, che hanno fruttato alla banda almeno 2 milioni di euro, sono stati messi a segno lungo le direttrici autostradali del nord e centro Italia. Pipì sui monumenti e atti vandalici, 7 giovanissimi sono stati denunciati per un raid vandalico in centro a Padova. Sentiamo. 13 gennaio 2019, domenica notte. Bastano pochi minuti a questo gruppo di 7 ragazzi per seminare una scia di vandalismi nel salotto buono di Padova. Piazza dei Signori. Alcuni fanno scudo al compagno che non esita a fare i propri bisogni sotto un portico. Non pago. Il gruppetto se la prende anche con le fioriere della piazza, sradicando letteralmente uno degli alberelli che viene lasciato a terra. Nella loro passeggiata notturna buttano poi a terra un cestino delle immondizie per prendersela con le decorazioni natalizie che ancora illuminano via Dante. La loro corsa finisce dritta dritta in bocca a 2 pattuglie delle volanti della polizia. Gli agenti identificano i ragazzi, tutti adolescenti, uno a 19 anni, 5 a 17, il più giovane 16 anni appena. I 7 vengono portati in questura, identificati e fotosegnalati. Inizia a quel punto il lavoro certosino della polizia scientifica. Grazie alle immagini delle telecamere, i giovani vengono riconosciuti responsabili della scia di vandalismi in centro. Tutti dovranno rispondere dell'accusa di atti vandalici e sono stati segnalati al comune di Padova, che provvederà a chiedere il risarcimento per i danni provocati. Il gruppetto dovrà pagare sin da subito una sanzione amministrativa di 3.300 euro per aver commesso atti contrari alla pubblica decenza. Sotterrato in un bosco nel Coneglianese il bottino della banda dei Predoni, accusata di 66 furti in casa, chili d'oro, una pistola e munizioni recuperati dalla polizia. Quasi 1,5 kg d'oro lavorato per un valore di 1 milione di euro e poi un revolver, munizioni e una cassaforte è il bottino recuperato dalla polizia di Pordenone che la banda di Predoni delle ville del nord-est aveva nascosto seppellendolo in un'area boschiva nel Coneglianese. La banda, composta da 3 albanesi, 2 residenti a Conegliano, un terzo senza fissa dimora, è accusata di aver messo a segno tra le province di Treviso, Pordenone e Belluno 66 furti, ma molti altri sono in corso di accertamento, colpi messi a segno tra novembre e febbraio scorsi in altrettante ville ed appartamenti. La base della banda era in 2 appartamenti, uno a Conegliano, l'altro a Treviso, da dove partivano i raid. I 3, che hanno alle spalle diversi precedenti specifici, erano specializzati nei furti in casa con sottrazione di cassaforte ed armadi blindati che venivano poi portati nei covi ed aperti con dei flessibili. Dopo una minuziosa attività di indagine la polizia è riuscita ad individuare il luogo dove un bel po' di refurtiva era stata nascosta. Nel boschetto, nella campagna coneglianese, nei cunicoli scavati dai 3, sono stati quindi recuperati i gioielli, un revolver Smith & Wesson calibro 38 Special. Poco distante, in un torrente, i sommozzatori della polizia di Stato hanno recuperato una cassaforte squarciata sul retro con ancora all'interno le munizioni della pistola. Revolver e cassaforte erano stati rubati lo scorso gennaio a Sacile. La polizia ha accertato un bottino di circa 2 milioni di euro tra denaro contante, gioielli, orologi, lingotti in oro, oltre a pistole e munizioni. Individuato inoltre un flusso di tali beni illeciti trasferiti verso l'Albania con reinvestimento e riciclaggio in quello Stato. Diversi gioielli sono stati restituiti ai legittimi proprietari. I 3 albanesi, già detenuti per altri reati, restano in carcere. E torna a colpire la banda dei Bancomat, esplosione nel cuore della notte a Monselice.
Il moto nella notte in via Cadorna a Monselice. Un gruppo di malviventi ha preso di mira il bancomat della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Un'esplosione potente che ha sfondato la struttura dello sportello, che è andata distrutta. Ancora in via di quantificazione il bottino. La casa è stata completamente svuotata, ingenti i danni alla struttura. Dopo qualche giorno di tregua, in seguito all'arresto di 2 predoni fermati a Brugine dai carabinieri, è tornata a colpire la banda dei bancomat. I banditi, dopo aver fatto incetta di banconote, sono riusciti a far perdere le loro tracce utilizzando un'auto di grossa cilindrata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monselice e Abano Terme, che stanno visionando le telecamere di sorveglianza per trovare elementi utili all'indagine. Da inizio anno salgono a 20 i colpi riusciti o tentati in provincia di Padova. 2 settimane fa i carabinieri avevano arrestato Glodinoro Maior, 36 anni, di Brugine, e Manuel Bonora, 47enne, di Conselve, appena fuggiti dall'assalto allo sportello automatico di Maserà. 3 adulti e 6 bambini positivi ai nuovi test sulla tubercolosi eseguiti dall'ULSS 2 a completamento degli accertamenti sul focolaio alla scuola di Motta di Livenza, nel Trevigiano, focolaio originato dall'infezione che aveva colpito una maestra. 9 nuovi casi dunque, che emergono dai test effettuati lunedì su tutti i soggetti risultati negativi in occasione del primo test. Vi sono stati sottoposti 404 bambini e 72 operatori scolastici. I 6 bimbi sono stati sottoposti oggi stesso a radiografia toracica ed entro domani saranno concluse le prime valutazioni pediatriche, con cui si valuteranno eventuali ulteriori accertamenti. I 3 operatori saranno anch'essi sottoposti a radiografia al torace e ad eventuali ulteriori approfondimenti. Il dato emerso dalla ripetizione dei test Mantoux, sottolineano dall'ULSS 2, conferma l'elevata infettività della maestra, caso indice. Sciopero di 24 ore con un'altissima adesione oggi nei porti di Venezia e Chioggia. Sentiamo le motivazioni della protesta. Com'è l'adesione allo sciopero? L'adesione allo sciopero è praticamente il 100%, i lavoratori hanno completamente aderito. Tutto è fermo a Porto Marghera e lo stesso sta accadendo anche a Chioggia. L'adesione allo sciopero, indetto a livello nazionale da CGIL e CISL-UIL, ha registrato un'adesione massiccia nella città metropolitana di Venezia. Tutti o quasi tutti hanno incrociato le braccia per chiedere il rinnovo del contratto nazionale scaduto il 31 dicembre 2018, ma c'è anche una motivazione politica. Il governo sta facendo dei ragionamenti che a noi non piacciono tantissimo, nel senso che è una privatizzazione delle autorità portuali. Allora, le autorità portuali sono degli enti pubblici, l'acqua, le banchine sono un bene dello Stato, quindi un bene dei cittadini, non possono essere cedute a nessuno. Visto dal sindacato è preoccupante anche il crescente interesse degli armatori alla catena logistica, quindi anche ai porti, nuovi datori di lavoro che tra l'altro sono definiti come poco abituati a dialogare con i dipendenti. I lavoratori del porto, tra l'altro, cambiando argomento, erano disposti a rinunciare ad un aumento contrattuale per contribuire ad un fondo per la formazione alle nuove tecnologie o per i prepensionamenti, un'ipotesi che è stata rigettata. Qui poi c'è anche un altro problema. Venezia, che è da sempre un porto limitato, con lo scalino del Mose ha dovuto ridurre la stazza delle navi che possono entrare. 10 centimetri di una nave porta container vogliono dire 100 container. 100 container in entrata e in uscita dal porto di Venezia, moltiplicato per i centimetri che vengono tolti e moltiplicato per l'anno possono dire, come dice, 100-200 posti di lavoro. E a Padova hanno protestato i commercianti del centro storico sotto il comune per dire no al tram e alla nuova ciclabile di Corso Milano. Abbiamo bisogno di una brandina allargata a 1000 posti auto. Non è vero che le macchine inquinano se si fermano al parcheggio, inquinano quando sono in colonna, come in questi giorni. Corso Milano è una camera a gas. No al tram! No al tram! No al tram!
Commercianti del centro storico di Padova e residenti di Volta Barozzo hanno protestato davanti al comune contestando le politiche sulla viabilità della giunta. Esercenti arrabbiati per i disagi che sta provocando il cantiere di Corso Milano per la realizzazione della nuova ciclabile. Contestano i 27 posti auto eliminati e il restringimento della careggiata che provoca ingorghi al traffico. I commercianti chiedono più parcheggi a partire dalla Prandina, altrimenti dicono i negozi chiuderanno. I manifestanti sotto le finestre di Palazzo Moroni con i megafoni hanno poi attaccato il vice sindaco Lorenzoni sul progetto della nuova linea del tram. E le mandiamo un avviso di sfratto oggi se non cambierà idea, perché le ricordo che le amministrazioni comunali passate, nel 99 Zanonato e nel 94 la Giustina Mistello Destro, sono cadute sul Metrobus. Se lo ricordi, è lega la storia. Alla fine una delegazione è salita fino alla segreteria del vice sindaco per depositare le firme contro la nuova linea del tram. Lorenzoni, fuori sede per un convegno, in una nota si dispiace per i disagi temporanei creati dai lavori di Corso Milano, ma chiede di giudicare l'opera una volta terminata. Quanto al tram non si torna indietro, il progetto risale al 2004 e rivendica le scelte dell'amministrazione in tema di mobilità sostenibile. E veniamo ora alle elezioni europee, ultime ore di campagna elettorale, poi sabato scatterà il silenzio in vista dell'appuntamento con le urne, determinato a portare all'Europarlamento la voce dei Veneti il candidato trevigiano della Lega Gian Antonio D'Arè. Sentiamo. Siamo la prima regione per turismo in Italia, voglio portare i temi della grande viabilità, delle grandi opere, voglio portare la voce delle imprese che in Veneto e nel nord-est stanno soffrendo per questa Europa. Rivendicare anche in Europa il ruolo chiave che il Veneto ha in Italia, difendendo un'autonomia alla quale, ne è convinto, la Lega riuscirà ad arrivare. Gian Antonio D'Arè, candidato del Carroccio alle elezioni per il rinnovo dell'Europarlamento, ha ben chiaro da dove si dovrebbe cominciare per rendere l'azione dell'Unione più vicina alle reali necessità di cittadini e mondo produttivo. L'Europa deve cambiare soprattutto per quanto riguarda la fase monetaria, cioè non è possibile che l'Europa dia delle direttive che possono soffocare le nostre imprese. Le nostre imprese devono essere competitive e non possono essere soffocate dalle direttive europee. La Lega non scorda poi il nodo immigrazione. L'Europa ha lasciato solo l'Italia e noi vogliamo far capire all'Europa che l'immigrazione non è un problema solo italiano, è un problema di tutti. La Francia e la Germania in primis devono collaborare con l'Italia per le persone che sono arrivate dall'Africa per dare una prospettiva di vita, oppure se non si dà una prospettiva di vita questi devono ritornare a casa. E delle preoccupazioni e delle richieste alla politica ha parlato ieri sera in collegamento telefonico a 20:10 il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas. Sentiamo un estratto dell'intervento. Saranno delle elezioni che potenzialmente aprono delle grandissime alternative anche estreme tra di loro. Ci siamo ricavati un ruolo, quello della rappresentanza, che però parla una voce diversa, parla una lingua diversa, perché mentre qui stiamo parlando di ciò che massimizza i risultati da qui ai prossimi 5 giorni, noi invece stiamo parlando di ciò di cui abbiamo bisogno da qui ai prossimi 20 anni. Le richieste che noi facciamo sono le richieste che sottostanno a una situazione molto preoccupante che stiamo vivendo, che oggi è stata confermata dai dati dell'Istat, che danno una crescita, o meglio noi comunque la chiamiamo decrescita, di un più 0,3%, perché funzione che la non competitività porta a una mancanza di crescita, perché non siamo convenienti nei mercati e quindi non produciamo e quindi non creiamo il PIL di cui c'è bisogno, e tutto quello che sta sotto almeno l'1,5, almeno il più 2%, possiamo considerarla decrescita, decrescita rispetto alla concorrenza esterna. La prima preoccupazione è che con tutti gli scenari che noi possiamo valutare oggi, comunque alla meglio ci sarà una staticità e un immobilismo, perché di fatto oggi, senza puntare il dito su uno o sull'altro partito, per come è composta la maggioranza di chi governa, di fatto non si riesce ad essere produttivi, perché purtroppo si continua ad essere una campagna elettorale continua all'interno di un governo che oggi, come è composto, ritrova sia l'elemento di governo che di opposizione all'interno dello stesso governo.
quindi non lascia neanche spazio a ciò che in passato è sempre cresciuto come alternativa di contestazione o comunque di opposizione, perché già ci sono entrambe le forze all'interno dello stesso governo. Quindi all'orizzonte non si vedono delle compagini che stanno crescendo in modo importante per raggiungere una maggioranza che ci faccia pensare che si possano sbloccare tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, restate con noi. Rieccoci in diretta con il telegiornale del Veneto, continuiamo con la politica e la pagina dedicata alle elezioni amministrative a Rovigo anticipate dopo la caduta di Massimo Bergamin. Continuiamo quindi a presentarvi i candidati alla poltrona di sindaco. Oggi parliamo con gli ultimi due rimasti appunto dopo questa carrellata degli ultimi giorni. Si tratta dell'ex assessore Antonio Gianni Saccardini e l'esponente di Casa Pound Marco Venuto. Ha deciso di correre da solo per la terza volta, sostenuto dalla lista Presenza Cristiana, l'ex assessore ai lavori pubblici della giunta Bergamin Antonio Gianni Saccardin. Dopo il 2011 e il 2015 tenta nuovamente la scalata a Palazzo Nodari. Una squadra giovane di professionisti lo sosterrà nell'impresa. Quello che va migliorato è soprattutto la collegialità, perché questo viene a mancare, e qualche volta un dialogo non solo con la città ma anche tra maggioranza e minoranza, soprattutto sui temi più grandi, perché ci sono alcuni temi che hanno bisogno, direi, di situazioni, di una massa critica anche verso il nazionale che chiama anche l'altra parte. Faccio un esempio: in questo periodo noi abbiamo un sacco di vuoti in città, ex Celio, ex caserma, ex carcere, si sta parlando di carcere minorile, li volevamo allargare il tribunale, e in queste situazioni qui chiaramente bisogna smuovere anche gli alti livelli di Roma. Questo si può essere fatto anche con un concerto dove maggioranza e minoranza lavorano insieme per il bene di Rovigo. Anche Casa Pound candida un suo esponente, la scelta è ricaduta su Marco Venuto, che ha raccolto 300 firme presentando nell'ultimo giorno disponibile prima della campagna elettorale una lista di 22 persone. Venuto si definisce l'unica vera alternativa di destra. Il programma punta tutto sulla sicurezza e sul sociale. Il nostro programma è articolato e completo, diciamo che si poggia su 3 pilastri fondamentali: il sociale, la sicurezza e la rinascita del centro storico. Bisogna innanzitutto ripartire dal decoro urbano. Noi riteniamo che la sicurezza non si faccia solamente con le telecamere o solamente con le ronde, ma la sicurezza si faccia tornando a far rivivere la città, mettendo punti luce, curando il verde, riportando il decoro e facendo in modo che i rodigini si riprendano quei parchi e quelle piazze che ormai non frequentano più. Bisogna creare eventi, appunto curare l'arredo urbano e fare in modo che siano i rodigini a riprendersi la loro città e le loro piazze. Primo atto che io farò quando salirò a Palazzo Nodari sarà quello di rimettere immediatamente i rodigini al primo posto nelle graduatorie degli alloggi popolari, nei servizi sociali e negli asili nido. Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo subito dopo i TG, anche questa sera torna 20:10, continueremo con la politica, ospiti in studio, stasera Viviana Dalcin del Movimento 5 Stelle e Achille Variati del Partito Democratico. È tutto dunque, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore, arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Tempo sostanzialmente stabile sulle nostre regioni, anche se non mancherà una lieve instabilità in alcuni settori. Vediamo in quali nel dettaglio di venerdì 24 maggio. Sul Veneto il sole sarà prevalente, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque. Nel pomeriggio non si esclude qualche nube in più sui rilievi del Bellunese e sul Vicentino, anche con isolati rovesci. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime in aumento comprese tra 20 e 24 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il tempo sarà asciutto e stabile dappertutto. Sarà una bella giornata di sole e il cielo sarà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 12 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra 19 e 23 gradi.
Poche novità sul Trentino Alto Adige con ampio soleggiamento al mattino. Col passare delle ore sarà possibile qualche precipitazione temporalesca, specie sui settori meridionali della nostra regione. Temperature minime tra 10 e 11 gradi, massime tra 20 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.